caffè con l'esperto è offerto da Banca Patavina, Zanutta, una casa da vivere e Uno Magazine. Eccoci ad una nuova puntata di Un caffè con l'esperto. Ben ritrovati da Claudio Campagnolo, siamo qui al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca. Questa è una puntata dedicata alle signore all'ascolto. Abbiamo ospite una stilista del territorio, come si suol dire, una stilista veneta, Rosy Garbo. Buongiorno. Benvenuta Rosy. Grazie. Veneziana di nascita ma padovana d'adozione, potremmo definirti. Sì, direi che mi sono sempre sentita padovana perché mia mamma era di Padova, per cui. Rosy Garbo, nata sotto il segno della Vergine il 18 settembre e curiosamente, pensate un po', questa lo dobbiamo subito svelare, il 18 settembre è anche il giorno in cui è nata la grande Greta Garbo. Mamma mia. Però tu fai Garbo veramente di cognome, lei invece... Lei l'ha importato dall'Italia. Lei invece si chiamava Greta Lovisa Gustafsson, Sì, è nata appunto a Stoccolma il 18 settembre, come te. E quindi tu tra l'altro hai anche dedicato una delle tue, dei tuoi eventi. Assolutamente, quando ho preso il libro per documentare questo mio evento a Roma, scopro la data di nascita e rimango impietrita perché una coincidenza così. incredibile. Ma sì, ma poi perché io volevo fare l'evento su di lei, non in quanto per la data di nascita mia o con lei o via, che lei poi era un'attrice, non era una stilista, così. E così abbiamo fatto proprio lei, che niente, questa diva, e portando tutti i vestiti un po' che corrispondeva un po' al suo look, un po' così, tenendo presente che lei era tanto anche maschile nei suoi abbigliamenti, perché con lei è partito il pantalone, vorrei dire, e lì ho dovuto un po' utilizzare l'eleganza, magari ispirando un po' anche da qualche suo film. Infatti forse lei è stata la prima diva che ha, come dire, segnato anche un certo costume dal punto di vista della moda. Assolutamente, no? Lei credo che sia stata una delle prime donne famose a utilizzare il pantalone, e il pantalone anche il morbido pantalone, chiamiamolo quello, non dico a zampa, però morbido, insomma di linee ancora proprio fra le prime linee del pantalone. Senti Rosy, ti hanno definita una donna gioviale, allegra e vitale. Per questo se non fossi stata... Ma sì, ma se non fossi stata vitale, sempre molto quel morale così e via, con essere propensa a tante situazioni, cambio anche di esperienze, di città diverse, non si può fare questo lavoro, cioè non può essere metodica. E a proposito di lavoro e di attitudine, il segno della Vergine di solito viene riconosciuto al segno della Vergine una grande manualità, una grande precisione e una meticolosità. Tu sei così nel tuo lavoro? Solo sul lavoro. Solo sul lavoro? Sul lavoro perché il mio carattere è abbastanza, come posso dire, vivace, per cui per una vivace potrei essere anche qualche volta poco attenta, come stamattina, il telefono per dire. Che hai dimenticato. Esatto. Senti, Rosy Garbo ha aperto giovanissima un laboratorio qui a Padova, ma poi hai fatto anche un'esperienza addirittura a Parigi. Sì, quella l'ho fatta prima di aprire a Padova, cioè nei miei tempi, dopo ovviamente la scuola di moda, ho voluto sperimentare varie aziende dove potevo un po' approfondire questo lavoro anche manualmente. Tu hai detto che ad esempio la differenza fra il modo di fare moda, scusate il gioco di parole, dei francesi rispetto agli italiani, è che loro ostentano tantissimo, no? Loro sono per la moda molto opulenza, sai, molto così via. Parlo dell'alta moda, Sì, certo. E possiamo definire che noi siamo più classici, più raffinati. No, il francese è raffinato, soprattutto nei colori, nelle cose. Il vero francese è raffinato, i colori. Io parlo dell'alta moda, anche perché hanno utilizzato veramente delle location molto importanti. Cioè non è come, io mi ricordo i miei primi anni a Roma, che facevano le tende struttura, quei palazzi bellissimi che abbiamo a Roma. Parigi non è così, Parigi ha messo a disposizione tutti i più bei posti artistici che hanno, per cui sai, andare dentro la Louvre con una sfilata non ha niente a che fare con una tendostruttura, per cui così ovvio che devi fare proprio ricchezza. E quindi loro continuano anche la grandeur francese insomma esatto. È cosa abbastanza nota. Banca Patavina.
nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco. Perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Senti, tu spesso dici che ti piace rendere un abito indossabile, cioè non ti senti una stilista che cerca solo l'immagine, ma anche una donna molto concreta, Ma da buona certo donna della Vergine. ma no, io per lavorare, sai, l'alta moda puoi fare delle idee che poi possono attingere anche cioè, le grosse industrie, perché prendono sempre da quello che nasce a chi disegna alta moda. Poi dopo una persona si deve pure vestire, lavorare e via. Poi vivo in una città che non è New York, che io trovo la differenza quando vado da mio figlio e vengo qua, che là la sera veramente tutti si vestono per i cocktail, per la cena, veramente con eleganza. Non parlo del turismo, parlo chi ci abita. Noi qua abbiamo un ambiente molto più pratico e una lavora vestita bene, ci va pure a teatro, che non è così magari in altre città grandi, non è così a Parigi. Beh, in altri posti avviene ancora peggio, voglio dire, cioè che escono i bigodini in testa, Sì, quindi sì, diciamo che noi siamo una sana via di mezzo. Però però parlo sempre di una categoria che può andare ai Certo. teatri, le cene, le cose. Non parlo del turismo per dire, Chiaro. perché sai, le grandi città di tutto e qui noi siamo un pochino Senti, ma è più- vero che tu ti ispiri all'arte in genere, cioè sei un'appassionata d'arte? Com'è? Ma sai, io poi in tutti i miei eventi ho molto voluto prendere il mio territorio, essendo veneta, non Tu avendo... ami molto il territorio. Lo amo perché mi ha dato anche tanto. Scusa, io ho fatto le più belle ville. Tieni presente che il Pedrocchi è stata una delle mie prime sfilate con Pippo Baudo, Caterina Cerevi, i miei padrini, e con loro le istituzioni della serata, dell'evento. E che vuol dire? Pedrocchi era un posto magico per chi ci vive, no? E qui è stata una cosa bellissima, magica. lo è tuttora, Da qua è tant'è che- partito tutto il resto. Io praticamente Certo. mi sento a casa trovandomi qui, perché ne ho fatte tantissime. Cioè, poi sono e poi tutte le ville del Veneto, le ho fatte tutte. Cioè, Ma poi tutte- anche una collezione che è dedicato praticamente al ciclo degli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Non potevo mancare, trovandomi a Padova, e il mantello che abbiamo fatto, che è tutto ispirato al Giudizio universale dipinto su questo grande pannello dorato, c'è tutto il giudizio, e praticamente è stato 2 mesi e mezzo esposto alla Cappella di Scrovegni. Infatti, allora, anticipo subito l'ultima domanda, che è quella dove chiediamo all'ospite se c'è una foto a cui è particolarmente legata. Adesso la regia ce la sta facendo vedere. Ecco, questa sei tu naturalmente, no? Alla fine soddisfattissima del parterre, ovviamente, che avevo spettacolare, e poi perché naturalmente io, essendo a Padova, radicata con il lavoro, con le amicizie, con tutta l'istituzione, con tutto quanto, cosa mi trovavo di aver portato qualcosa che mi sentivo che mi apparteneva di mio a Roma, con non so quanti fotografi internazionali e quanti TV internazionali, per cui ero felicissima di questo successo, perché la sfilata è andata benissimo. Praticamente lì i vizi e le virtù di Giotto, pensa? I vizi di virtù di Giotto. Con delle modelle bellissime, anche loro modelle non locali ma internazionali, che facevano i 7 capitali, no? Per cui una cosa molto, molto carina. Sei stata avvistata mentre ti aggiravi in mercatini dell'antiquariato e vintage. Cosa cercavi? Ispirazione? Ah, ma sì, ma come fa uno ad andare in una città diversa, fuori? Ma lì ho trovato tanti, chiamiamoli colleghi di lavoro, che fanno tutto questo, perché è bello tornare nel passato, perché tornare al vintage trovi che c'è sempre qualcosa che tu vuoi riprendere, ma poi, ascolta, non è che nessuno può più inventare niente se non documentarsi. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco. Perché i ricordi più belli sono quelli che verranno.
Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Ma al di là, voglio dire, delle fogge, no? Da dare agli abiti, ci sono dei materiali, dei tessuti che non vengono più utilizzati, che secondo te si dovrebbero recuperare dal passato? Guarda, sì, tantissimi, però costano troppo. Cioè, quelle sette che noi utilizzavamo anche ai miei tempi di tutti questi grandi eventi, costano il triplo, il quadruplo, raddoppiati e così via. Tenendo presente che però le nostre aziende tessili sono talmente brave, quelle rimaste, perché c'è stato un calo strepitoso, che fanno delle cose di grande invenzione, di grande così, però purtroppo ci devono buttare dentro del poliestere per, sai, far costare un po' meno. Quindi com'è cambiata il mondo della moda in questi ultimi guarda, anni? in questi giorni, poco tempo fa, ho trovato uno dei grandi produttori qui a Padova, che lui ha delle radici qui con la sua compagna, e le ho chiesto, senza fare nomi, che bello vederlo qui, io uscivo fuori del mio atelier, e lui ha detto è sempre nella moda, e lui mi ha detto basta moda Rosy, e la moda in Italia non conta più come prima. Io sono rimasta male perché noi abbiamo sempre le stesse capacità, sempre la stessa voglia di rincorrere anche alle ricerche, sempre la stessa voglia di andare a Milano a vedere cosa i tessili forniscono di nuovo, ma lui mi ha fatto questa, che era un grande, cioè faceva proprio le linee dei grandi. Però vedo che sta andando all'estero continuamente, per cui così. Senti, beh, cosa pensi di questa moda tutta a righe, no? Una metà tra il carcerato e il tifoso juventino appassionato. Io non mi vestirei mai così, non è il mio mondo. Si vestono così un po' le radical chic, sai, quelle che vanno via con le scarpette basse, un ma po' poi chic. stanno tutti bene con le righe o no? Sai, tu se da te viene una persona, tu le consigli in questo senso? No, non farei una riga se non fosse molto elegante, molto bella, e magari potrei staccarla con un tralcio di fiori messa da qualche parte, tagliato, intaccato. A me piace un po' utilizzare l'arte, per cui non la manderei così rigorosa, la sdrammatizzerei. Poi la riga puoi giocarla come vuoi, in sbiego, girarla, voltarla, sovrapporla, cioè non farei sto pantalone liscio, largo, tutto così, e magari un'alta bella sta pure benissimo, sai, dipende chi lo indossa. Senti, dopo questo sempre immersione totale nel lavoro, eccetera, cosa fai tu in genere per rilassarti? Mamma mia, non me lo chiedere, gli eventi, le feste, gli eventi anche ieri, anche se la giornata è stata da sabato sera, poi due cose, poi ieri a pranzo, ieri sera così, mi trovo con degli amici e persone che conosco e mi piace sempre stare, cioè adoro, sono una persona che mi piace la vita vitale, mi piace poco così, oppure ho spazio mio, piccolo spazio, come tutti. E tutti i giornali che mi arrivano devo pure sfogliarli, almeno per capire cosa è successo, e il giornale mattiniero lo legge mio marito, poi gli dico cosa dice il giornale. E quindi lo utilizzi come. Poi mi piace il TG di mattina, il primo di mattina, sapere cosa è successo di notte, avendo mio figlio a New York, sai. Quindi avete degli orari anche diversi. No, voglio sapere il mondo come è messo, insomma, che mi fa tristezza, poi mi rovina la giornata, comunque. Rosy Garbo, siamo in chiusura e ti chiedo, se non avessi fatto la stilista, che cosa ti sarebbe piaciuto fare? Da piccola sognavo e mi piaceva il ballo, ma forse la ballerina. Bene, con questa rivelazione ringraziamo e salutiamo la stilista Rosy Garbo e ringraziamo tutti voi per l'ascolto. Alla prossima! Un caffè con l'esperto è stato offerto da Banca Patavina, Zanutta, una casa da vivere e Uno Magazine.